Referendum indipendenza della Catalogna, le voci dei veneti presenti nel giorno degli scontri della violenza che non hanno impedito a 2 milioni di persone di votare. La democrazia vince, la violenza è inaccettabile. Tragico schianto tra due auto sulla Noalese a Vigonza, 22enne veneziano perde la vita nel terribile impatto, stava andando al lavoro, e in A4 un 44enne travolto e ucciso mentre attraversa a piedi l'autostrada. Tensioni sabato sera sul treno Venezia-Bassano, convoglio ostaggio di un gruppo di giovani stranieri dediti a minacce e insulti, passeggeri scesi per paura. 10 anni fa nel quartiere padovano dell'Arcella uccise la figlia, ora ad Alberto Chignoli può usufruire di uno sconto di pena perché la sua cella era troppo piccola. Vicentino raggirato da una giovane dell'Est Europa che gli promette di sposarlo e poi scompare con i suoi 45.000 euro. Spettacolo e storia ieri a Distrana per la rievocazione della battaglia aerea del 1917. 6.000 persone hanno assistito con il naso all'insù alla manifestazione. Sport, basket, esordio in Serie A per i campioni d'Italia della Reyer Venezia. I ragazzi di coach del Raffaele battono Varese in trasferta. Buongiorno telespettatori di Antenna 3, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano quanto accaduto ieri in Catalogna per l'indipendenza. Hanno votato oltre 2 milioni di catalani ed il 90% si è espresso per il sì, ma ciò che è destinato a segnare la storia della Spagna e dell'Europa è la violenta repressione del governo spagnolo, con scene che non si erano mai viste nell'era del post-Franco. A Barcellona anche il presidente del Consiglio regionale del Veneto come osservatore internazionale. Ma sentiamo cosa è accaduto nel primo servizio. Da un lato le file di persone in coda fin dalle prime ore del mattino per votare, le famiglie, gli anziani, i giovani che fianco a fianco hanno voluto essere presenti e dire la propria sull'indipendenza della Catalogna. Dall'altro le violenze, le cariche della Guardia Civile, le manganellate sui manifestanti con le mani alzate, gli 800 feriti, i seggi chiusi. La giornata del 1° ottobre è inevitabilmente destinata a segnare la storia della Spagna e dell'Europa ed inevitabilmente ci saranno delle ripercussioni anche sul Veneto a 3 settimane dal referendum per l'autonomia, nonostante le consultazioni siano completamente diverse, concesso da una sentenza della Corte Costituzionale, quindi rispettoso della Costituzione, quello del Veneto, come non si stanca di ripetere il governatore Zaia, illegittimo secondo la Costituzione spagnola, quello catalano. E a Barcellona ieri, come rappresentante della Regione Veneto ed osservatore internazionale accreditato dal governo catalano, c'era il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Alle 7 c'erano già le file di persone che stavano aspettando per entrare, i seggi aprivano alle 9 e vedere le persone che nonostante appunto il maltempo e altro rimanevano in fila per votare era un gran bel segnale. Quando sono iniziate ad arrivare anche le immagini dai social media che mostravano le violenze della Guardia Civile negli altri seggi, comunque questa volontà si è rafforzata. Un tassista ci diceva: oggi hanno fatto diventare indipendentisti anche quelli che prima non lo erano, perché quello che è accaduto è assolutamente incredibile in un'Europa del terzo millennio, vedere una forza di polizia usata per evitare che i cittadini potessero mettere una scheda in un'urna. Tra i numerosi veneti ieri a Barcellona anche il consigliere regionale del Carroccio Riccardo Barbisan. Alcuni seggi vicino a dove risiedevo io a Barcellona sono stati assaltati da delle squadre inviate da Madrid, però ho avuto l'occasione di girare un po' per la città, di poter anche documentare le centinaia e centinaia, forse migliaia di persone che attendevano sotto la pioggia della mattina di poter votare ordinatamente, famiglie, bambini, anziani. Ho assistito a un esempio di democrazia stupendo. Vicino a casa invece ho assistito a un esempio di totalitarismo abbastanza evidente. E su quanto accaduto ieri in Catalogna abbiamo intervistato poco fa il governatore del Veneto Luca Zaia. Sentiamo.
Da ieri la Spagna ha perso la Catalogna, si è persa una grande occasione per esercitare la democrazia che è rappresentata dalla consultazione popolare, e il governo spagnolo di Rajoy non ha fatto quello che hanno fatto gli inglesi con gli scozzesi sono andati al voto, poi Londra ha fatto la sua campagna per il no, la Scozia per il sì, e alla fine si è concluso questo referendum nella maniera che sappiamo, nel 2014. La Spagna ha scelto alla democrazia di sostituire la democrazia ai manganelli. I manganelli abbiamo visto picchiare anziani, anziane, ragazzi, persone. Penso che questa sia la peggiore pagina di storia che scrive la Spagna dopo il franchismo, e non si gestisce così la partita. Peraltro la partita catalana non è una partita a sorpresa. Voglio ricordare che il movimento indipendentista catalano esiste da un'ottantina d'anni, da prima con Jordi Pujol per 25 anni, poi Artur Mas e oggi Puigdemont, per cui lo Stato spagnolo conosce bene le istanze catalane. Dall'altro devo anche dire che il referendum dei Veneti è un referendum rispettoso della legge, in linea con la Costituzione. Prova ne sia che noi facciamo questo referendum in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale. Chi dice che il referendum non serve evidentemente non ha mai letto la Costituzione. La Costituzione dà modo allo Stato, al governo di devolvere almeno 26 competenze alle regioni, ma in 16 anni non ha mai erogato nessuna competenza alle regioni, per cui penso che la forza di questo referendum sarà rappresentata dall'affluenza alle urne. Ed ora le parole della deputata del Partito Democratico Simonetta Rubinato. In Catalogna è stata messa alla prova la democrazia spagnola e in qualche modo i pacifici cittadini catalani che volevano votare, che si sono scontrati con le forze di polizia, pongono una domanda all'Europa: se i nostri paesi democratici sono fondati sulla sovranità popolare, perché i cittadini non si possono esprimere? Io credo che il valore dell'unità degli Stati europei sia importante anche sul piano internazionale, però c'è un valore altrettanto importante che è quello di dare la parola ai cittadini e di rispettarne le volontà. Credo anche che probabilmente se fosse tenuto un referendum non è detto che avrebbero vinto gli indipendentisti. Allora la domanda adesso per l'Europa e per la Spagna è: dopo questa domenica, da dove si ricomincia con una seria mediazione politica per dare risposta alle richieste dei cittadini in una democrazia europea? Ed ora chiudiamo questa ampia pagina dedicata al referendum per l'indipendenza della Catalogna e le ripercussioni anche sulla nostra regione. Passiamo alla cronaca, perché dobbiamo registrare l'ennesima tragedia della strada. Un gravissimo incidente si è verificato lungo la Noalese questa mattina in territorio comunale di Vigonza, nel Padovano. Nello schianto tra un camion ed un'auto ha perso la vita un 22enne di Santa Maria di Sala. Schianto mortale lungo la Noalese questa mattina alle 7:10, un camion e un'auto si sono scontrati, coinvolta anche una terza vettura. La vittima è un ragazzo di 22 anni che guidava la Fiat Punto, coinvolta nell'impatto violento. Daniele Caccina viveva a Santa Maria di Sala nel Veneziano, stava andando al lavoro a Padova. Illesi gli altri due autisti. I pompieri, accorsi con 2 squadre, hanno dovuto utilizzare martinetti, cesoie e divaricatori idraulici per liberare l'autista. Purtroppo, nonostante i soccorsi immediati dei medici del 118, per il giovane non c'era più nulla da fare. La strada per qualche ora è rimasta chiusa al traffico. Ed un romeno di 44 anni è morto dopo essere stato investito sull'autostrada A4 tra Somma Campagna e Peschiera del Garda nel Veronese. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, stava attraversando a piedi l'autostrada sulla carreggiata in direzione Milano. La stradale di Verona sta facendo una serie di accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente e chiarire i motivi del tragico attraversamento. Indagini anche per chiarire le ragioni della presenza di alcune monete trovate vicino al corpo della vittima. Tensione sabato sera sulla linea ferroviaria Venezia-Bassano, passeggeri ostaggio di una baby gang e costretti a scendere a Castelfranco. Vediamo. I padroni del treno, pronti a dettare legge con spintoni e sputi, con schiamazzi e atti di prepotenza, il tutto condito con ogni probabilità da una buona dose di alcol. Le tensioni sabato sera sul treno che da Venezia porta a Bassano del Grappa.
All'altezza di Castelfranco i passeggeri si sono visti costretti a chiamare le forze dell'ordine puntualmente intervenute a Castello di Godego. È stato proprio l'arrivo dei carabinieri a mettere in fuga i ragazzini. Secondo quanto ricostruito, i 5 o 6 bulli sono saliti sul treno a Venezia pochi minuti prima delle 21 e una volta preso posto nel vagone hanno iniziato a litigare tra loro. Ben presto l'alterco è diventato insopportabile, costringendo il capotreno a intervenire ripetutamente. Qualcuno si sarebbe addirittura visto costretto a scendere prima di giungere a destinazione proprio per evitare di rimanere coinvolto nella rissa. A Castello di Godego l'arrivo delle forze dell'ordine che hanno provveduto a sentire i presenti, nessuno dei quali ha comunque sporto denuncia. Dei ragazzini non c'era più traccia, ma le indagini per identificarli sono in corso. Dopo 40 minuti il treno è ripartito, arrivando a Bassano con un'ora di ritardo sulla tabella di marcia. Ed ancora giovanissimi protagonisti della cronaca, perché 3 minorenni sono stati denunciati dopo che a Mestre se l'erano presa con un Pony Express rubandogli scooter e incasso. Minori violenti ancora una volta in azione a Mestre. Sabato sera si sono accaniti contro un Pony Express della pizzeria Alibaba di via Bissuola, che una volta giunto in piazzale Cialdini per una consegna è stato avvicinato dai 3, un mestrino, un trevigiano e uno straniero, che pretendevano l'incasso della serata. Lui si è rifiutato, ma a quel punto loro con fare minaccioso l'hanno spaventato, obbligandolo a consegnargli lo scooter e quindi anche il denaro. A quel punto la vittima ha contattato il suo titolare, di nazionalità pakistana, che a sua volta ha denunciato l'accaduto alla polizia. Nel frattempo però i 3 rapinatori hanno avvicinato una seconda volta il Pony, riconsegnandogli lo scooter, dal quale erano stati però rubati i kebab e i contanti, circa 150 euro. Non solo, il corriere è stato poi seguito fino alla pizzeria dal gruppetto, che hanno affermato alla presenza del titolare la loro totale estraneità ai fatti. Poco dopo però sul posto l'intervento della volante della polizia, che una volta sentita la testimonianza della vittima ha denunciato i minorenni affidandoli ai propri genitori. Abbandonata in mezzo alla strada, dolorante dopo le percosse, una 18enne incinta di 5 mesi è stata salvata la scorsa notte dalla polizia. È accaduto a Padova. Picchiata al 5° mese di gravidanza, lei ha appena 18 anni, napoletana da qualche tempo a Padova, lui 24enne tunisino. La giovane è stata soccorsa in piena notte da una pattuglia delle volanti mentre era in via Aspetti, vicino al bingo. Gli agenti l'hanno trovata mal ridotta e dolorante, accasciata sul marciapiede. L'aggressore è il suo fidanzato, un 24enne tunisino clandestino senza fissa dimora. La 18enne è stata subito portata in pronto soccorso ginecologico dell'ospedale. Il timore infatti è che le percosse subite possano aver provocato danni al bambino. Negli ultimi anni sono aumentati i casi di violenza sulle donne. Nel 2016 sono stati ben 878 quelli seguiti dal Centro Veneto Progetti Donna. E restiamo a Padova. Uccise la figlia 10 anni fa nella loro abitazione all'Arcella. Ora potrà usufruire di uno sconto di pena perché la cella nella quale è stato rinchiuso era troppo piccola. Sentiamo. Esattamente 10 anni fa, il 1° ottobre 2007, freddò la figlia Camilla con 7 colpi di pistola alla testa. Oggi Adalberto Chignoli sta scontando la sua pena nel carcere di Verona. Condannato a 30 anni per omicidio volontario aggravato dai rapporti di parentela, usufruirà però di uno sconto di pena di 66 giorni, un risarcimento perché è stato recluso in una cella troppo piccola. La normativa prevede infatti lo sconto di un giorno ogni 10 trascorsi in una cella inferiore ai 3 metri quadri. L'omicidio avvenne nella casa della famiglia Chignoli all'Arcella. Padre e figlia erano soli in casa, i motivi dell'assassinio non vennero mai spiegati. Il padre parlò di un blackout dopo aver ucciso Camilla, vagò per alcune ore in città fino a quando non venne arrestato dalla squadra mobile. Ancora cronaca, non rispondeva alle telefonate, poi la tragica scoperta: un 40enne è stato trovato morto in casa, è accaduto a Maerne di Martellago. Macabra scoperta domenica sera in un appartamento al primo piano di via Manzoni a Maerne di Martellago, dove un uomo poco più che 40enne, una guardia giurata, è stato trovato privo di vita. A lanciare l'allarme la moglie, che non abitava con la vittima. Si è preoccupata per l'assenza di risposte al telefono, finché verso le 20 non sono state allertate le forze dell'ordine. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco di Mestre, una pattuglia dei carabinieri e i sanitari del 118. I pompieri sono riusciti a entrare nell'abitazione attraverso
una finestra, trovando immediatamente il corpo dell'uomo in camera da letto. Da un primo esame esterno non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza. Al medico non è dunque rimasto altro che constatare il decesso. Al momento l'ipotesi più accreditata è che la vittima possa essere stata stroncata da un malore. Spetterà al magistrato decidere se disporre o meno ulteriori accertamenti sulla salma. Di Belluno è intervenuto ieri sera, pochi minuti dopo le 21, in località Vallorc presso l'edificio di Veneto Agricoltura per un incendio di un'abitazione. Sul posto 4 automezzi dei vigili del fuoco di Belluno con personale permanente e volontario ed un automezzo del distaccamento dal Pago con 5 unità. In supporto al comando di Belluno sono intervenuti anche i pompieri di Treviso con 4 automezzi. Vista la complessità dell'intervento ed il consistente numero di vigili impegnati nelle operazioni, è stata predisposta ed inviata precauzionalmente anche un'autoambulanza con un operatore del pronto soccorso di Belluno. Ed andiamo ora nel Vicentino, perché un uomo è stato raggirato da una giovane dell'Europa dell'Est che prima gli ha promesso di sposarlo, poi è scappata con i suoi 45.000 euro. Ci aggiorna al telefono da Vicenza Vanessa Banzato. Buongiorno Vanessa. Una buona giornata dalla redazione di Vicenza. Trova l'amore in Ucraina durante un viaggio di lavoro, le chiede la mano e lei, neanche a dirlo, accetta. Poi, per rendere tutto più veritiero, la donna, 33 anni, interprete romena, invia a Vicenza tutti i documenti per il matrimonio. Lui, 45 anni, abbocca, sborsa 45.000 euro per saldare debiti, spese improvvise sostenute dalla donna e così riuscire a portarla in Italia per convolare a nozze. Somma pagata, promessa sposa, sparita nel nulla. Documenti inviati, cartacce, perché sono completamente falsi. Una brutta sorpresa per il vicentino, che in più occasioni si era recato in Romania poche settimane dalle nozze, sparita fidanzata, spariti 45.000 euro. La vicenda risale al 2015, ma finalmente, dopo la denuncia sporta dal tecnico commerciale di una conceria dell'Ovest vicentino, la 33enne romena, che in realtà in patria era già sposata, dovrà presentarsi davanti al giudice per rispondere di truffa aggravata, sempre che si riesca a trovarla. Per il momento è tutto, riceve la linea allo studio. Ed ora linea alla regia per qualche istante di pubblicità. Tra poco restate con noi con la seconda parte della prima edizione dei nostri telegiornali. Prima edizione del TG del Veneto, rieccoci in diretta. Andiamo ora nel Trevigiano, a Distrana, dove ieri spettacolo e storia si sono intrecciati per la rievocazione della famosa battaglia aerea del 1917. Vediamo. 6.000 persone, tutte con il naso all'insù. Acrobazie d'epoca, acrobazie da brividi. Alla base del 51esimo stormo di Distrana va in scena la ricostruzione della battaglia aerea che si disputò su quei cieli alla fine del 1917 durante la Grande Guerra e che vide una imponente formazione di aeroplani tedeschi scontrarsi con le forze italiane e inglesi. Mezzi ricostruiti e messi a disposizione di migliaia di appassionati dalla Jonathan Collection e da HAG, Historical Aircraft Group Italy, coordinate da Aeroclub Vicenza, mentre i rievocatori appartenevano ai gruppi CERS, Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche Italia, Caimani del Piave e Associazione per la Storia. Sul cielo plumbeo bagnato dalla pioggia anche il tricolore. Complessivamente sono stati impegnati 25 velivoli militari d'epoca e 60 rievocatori e nella ricostruzione fedele del campo a terra non sono mancati carrozza, cavalli e l'esplosione di bombe scenografiche. La ricostruzione della battaglia, durata circa 25 minuti, si è conclusa con la cattura simbolica di un pilota tedesco a terra. Memoria e ricordo, per non dimenticare. E restiamo a Treviso con la singolare lezione all'Istituto Giorgi, appunto in centro città, per una classe davvero singolare. Tra sonde e telecamere andiamo a conoscere quelli che sono gli spazzacamini del terzo millennio. Tu penserai che lo spazzacamin si trovi del mondo al più basso gradin. Io sto fra la cenere eppure non c'è nessuno qua giù più felice di me. Un mestiere dal passato romantico e dal futuro tecnologico, con gli spazzacamini che vanno a scuola e soprattutto utilizzano strumenti decisamente diversi rispetto allo storico spazzettone.
Telecamere sonda sofisticate ed altri strumenti leggeri, versatili per il fumista del XXI secolo che deve soprattutto operare in sicurezza. L'andare sui tetti è pericolosissimo, le cadute dall'alto sono la seconda causa di morte per infortunio sul lavoro nel Veneto dopo il ribaltamento dei trattori e accadono soprattutto in lavori di breve durata perché oramai i cantieri grandi e controllati sono abbastanza sicuri. Il problema deriva da lavorazioni brevi che possono avere gli spazzacamini ma anche gli antennisti o altri interventi di breve durata per manutenzione del tetto. Ecco il perché di queste giornate di lezione agli addetti della pulizia delle canne fumarie e non solo. Teoria e pratica svolte al Giorgio di Treviso con un buon numero di partecipanti per un'attività tutt'altro che marginale anche nella Marca. Quanti siete nella Marca Trevigiana? Operatori iscritti alle Camere di Commercio, quindi regolari siamo un centinaio, di cui una sessantina sono iscritti al nostro gruppo provinciale. È un mestiere redditizio, c'è gente insomma, che investe nel diventare spazzacamino? Sì, ultimamente abbiamo richieste da parte degli operatori di addestrare degli apprendisti a questo tipo di lavoro, proprio perché è un lavoro che garantisce al cliente la sicurezza dell'impianto. Un mestiere che non rinuncia al suo fascino, come testimonia la divisa dello spazzacamino veneto con tanto di leone marciano. Un'attività importante non solo per risparmiare sui consumi del riscaldamento. Il primo è far risparmiare il cliente perché una canna fumaria pulita consuma meno. Il secondo, garantire la sicurezza dell'impianto, onde evitare gli incendi dei tetti. E il terzo, il rispetto dell'ambiente. Cancami, cancan, lo spazzacamino. Salve! Ed ora la nostra rubrica dedicata a voi telespettatori, lo dico ad antenna, vi ricordo che per segnalare disagi, problemi, disservizi potete contattare la nostra redazione, i contatti appunto li vedete in sovraimpressione, redazione@antena3.it per le mail, 0422 02308 98 per la segreteria telefonica, 351 1755 340 per sms o WhatsApp. Ed ora siamo alla pagina dello sport, storica impresa per Alex Zanardi, paratleta ed ex campione di Formula 1, sabato scorso a Barcellona ha vinto l'Ironman, competizione di nuoto, handbike e corsa. L'atleta di origini bolognesi ma padovano d'adozione ha stabilito il record mondiale della disciplina abbattendo il muro delle 9 ore, ha tagliato il traguardo infatti con il tempo di 8 ore 48 minuti e 58 secondi. Ed ancora sport con il basket, esordio in Serie A per i campioni d'Italia della Reyer Venezia. I ragazzi di coach del Raffaele hanno battuto Varese in trasferta. Il servizio. Una vittoria importante su un campo difficile contro una squadra che aveva fatto benissimo nel precampionato contro tante squadre di Serie A. E quindi un buon inizio, anche se ci sono naturalmente cose da sistemare, intenti da limare, giocatori da recuperare, però una vittoria devo dire convincente, consistente, soprattutto per l'atteggiamento sempre molto attento e serio di tutti i giocatori nel corso dei 40 minuti. Se chi ben comincia a metà dell'opera per l'Umana Reyer si prospetta una grande stagione degna del titolo che porta. Domenica sera i campioni d'Italia hanno infatti esordito in Serie A espugnando il difficile parquet di Varese al termine di un match incanalato sui binari giusti a cavallo dei due tempi con il risultato finale di 62-80. Il primo canestro oro granata è una schiacciata di Watt su assist di Orelic a chiusura di un'azione con un'ottima circolazione di palla. I ragazzi di coach De Raffaele dimostrano grinta in campo. Con grande attenzione difensiva per tutti i 40 minuti, cercando di limitare da subito quelle che erano le caratteristiche di Varese. Forse gli ultimi 3 minuti abbiamo un po' mollato, soprattutto su alcune situazioni di rimbalzo e di canestri facili, e devo dire in attacco mi è piaciuta molto la disponibilità dei giocatori a passarsi la palla con grande qualità, devo dire. Alla fine abbiamo messo insieme 23 assist che la dice lunga su quanto questa squadra abbia giocato insieme, costruendo, devo dire, tanti tiri aperti per i tiratori.
E siamo al termine di questa edizione. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento tra pochissimo con ore 13 che ritorna in diretta per parlare della proposta shock braccialetto elettronico per i migranti, giusto? E poi vi ricordo l'appuntamento questa sera in prima serata subito dopo i telegiornali con 20:10 in diretta ci saranno Jacopo Berti, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e il senatore Giovanni Piccoli. È tutto dunque, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. A tutti un buon pomeriggio. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Inizio di settimana ancora con cielo a tratti nuvoloso, ma il tempo si manterrà più o meno stabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo asciutto e soleggiato, tuttavia non mancheranno un po' di nubi irregolari sparse su buona parte dei settori, ma senza altre conseguenze. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno oscillanti tra i 18 e i 23 gradi, i valori minimi attesi tra 12 e 15 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione prevista sul Friuli Venezia Giulia. Tempo stabile e soleggiato sulla nostra regione, da evidenziare una parziale nuvolosità, ma anche in questo caso sarà del tutto innocua. Temperature massime previste tra i 19 e i 22 gradi, valori minimi attesi tra 13 e 14 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, qui avremo una nuvolosità diffusa su tutta la regione con piogge sparse e locali rovesci. Andrà meglio con maggiori schiarite soleggiate sui settori più a nord-est. Temperature massime tra 20 e 21 gradi, minime sui 16-17 gradi circa. Il mare sarà quasi calmo, localmente poco mosso nella laguna di Venezia, i venti deboli da nord-est, localmente moderati nord-orientali sul Golfo di Trieste. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.